Dottor Cafiero De Rao, che ne pensa della scarcerazione di Pasquale Zagaria? È un fatto molto grave in considerazione del ruolo centrale che ha avuto Pasquale Zagaria, anche se la scarcerazione in questo caso ha durata fino al 21 settembre del 2020. Anche se gravemente ammalato, è in condizioni dunque di riorganizzare le fila del clan? Ha curato l'infiltrazione della Camorra all'epoca della realizzazione dell'alta velocità e ha costituito il legame sia con la grande impresa che con la politica. È stato colui che ha curato gli interessi economici del grande casalese, e quindi in un momento come questo, in cui la grande preoccupazione è quella dell'infiltrazione delle mafie nell'economia, è evidente che la scarcerazione di un uomo come Pasquale Zagaria è una grandissima preoccupazione. Come si fa a coniugare diritto alla salute riconosciuto anche a un detenuto come Zagaria e sicurezza? Laddove non è possibile, trasferirlo in luoghi dove le cure possono essere date. E questo sarebbe stato possibile individuando un centro ospedaliero capace di dargliele e quindi consentirgli di curare appieno la persona. Come ha cambiato la pandemia la vita di Federico, non del procuratore? Si lavora in smart working, per quanto un 2 o 3 volte alla settimana vado a Roma, ma in più si collabora in casa, anche alle faccende domestiche e anche alle pulizie, visto che c'è mia moglie e le mie figlie, per parità dei diritti, coinvolgono anche me in queste attività. Che le è toccato oggi? La pulizia del salone, oggi è giorno di festa e quindi a oggi che posso stare a casa tutto il giorno, è evidente che un lavoro di questo è importante.